Concludere il girone di andata senza sconfitte e possibilmente conquistando la nona vittoria consecutiva in campionato. E questo è l'obiettivo della Nuorese, che domani sarà impegnata sul campo dell'Usinese, una formazione che occupa attualmente il quarto posto con 22 punti. Dopo una serie di risultati positivi, i sassaresi domenica scorsa hanno lasciato 3 punti sul campo del Ghilarza, ma si tratta sempre di una formazione da prendere con le molle. Dalla sua il bomber Merella, capocannoniere del campionato con 14 gol. Quella con Palumbo sarà una bella sfida, la Nuorese invece arriva da un ottimo momento. La sconfitta ai rigori in Coppa Italia a Tonara è già stata archiviata dagli incidenti di percorso che possono capitare in una stagione perfetta. Ma gli 11 che entreranno in campo domani saranno pronti a vendere cara la pelle e a tornare dalla trasferta con i 3 punti. La squadra del tecnico Gianni Cocconi in campionato ha un altro passo. Mancherà Marcello Pita, squalificato dal giudice sportivo, ma il resto della rosa sarà a disposizione. Pita potrebbe essere sostituito da Satta. Palumbo guiderà l'attacco ed è possibile che torni tra i titolari Di Angelo dopo il turno di riposo dovuto ad un problema fisico. Per il resto la formazione dovrebbe essere quella che ha battuto l'Ardara. Corsa in porta, Deriu, Pischedda, Ruggeri e Bisco in difesa. In mezzo al campo ci potrebbero essere Coco, Lepore e Satta, mentre in attacco potrebbe giocare Di Angelo, Palumbo e Nieddu. Nelle ultime trasferte la Nuorese si è dimostrata squadra cinica pronta a sfruttare qualsiasi errore degli avversari. Le vittorie sul Valle d'Ori e sulla Dorgalese hanno dato ai verdi-azzurri la consapevolezza di essere in grado di vincere contro chiunque. Siamo arrivati al momento topico della stagione. Mantenere il vantaggio di 6 punti sulla seconda in classifica significa anche scoraggiare le avversarie sul fronte del mercato. Perché infatti investire per cercare l'impresa è impossibile di raggiungere una squadra che viaggia ai ritmi della Nuorese. Vincere con l'Usinese potrebbe garantire la resa definitiva delle concorrenti al salto di categoria.